E il nostro giro turistico, tour turistico in quel di Grado non poteva che concludersi andando per mare. E abbiamo trovato un amico qui al Darsena Bora e Maestrale di Grado. Marco, ciao, buona giornata. Buona giornata anche a voi. Ti sei Grazie. offerto gentilmente di accompagnarci. Facciamo un piccolo giro per la laguna, sia per la laguna di sopra che per la laguna di sotto. Qui sono divise dalla strada che porta a Grado, quindi vengono contraddistinte da due nomi che in dialetto non pronuncio perché non sono di qui, ma tradotto è laguna di sopra dalla parte di Barbana, mentre laguna di sotto è dalla parte opposta, quindi la zona più occidentale si chiama laguna di sotto. Tu sei un gradese doc 100%, abbiamo sentito. No, sono a Grado da 3 anni e io sono di Roma. Ecco. Bene, allora andiamo? Non resta altro, andiamo. Quindi Marco, queste conformazioni hanno un loro nome, mi pare, no? Sì, questi isolotti si chiamano barene e la peculiarità di questi isolotti, di questi affioramenti, è dovuta al fatto che vengono trattenute dal dilavamento dovuto al susseguirsi delle maree, alta e bassa marea e le correnti conseguenti, da una pianta caratteristica che è l'assenzio marino. Questo assenzio marino della pianta degli Absentium, della famiglia degli Absensi, è una pianta che viene utilizzata e veniva utilizzata dai pescatori per creare un infuso con il quale loro praticamente curativo, un infuso fatto di grappa o altro liquido molto alcolico. Venivano messe dentro queste foglie, le foglie di questa pianta, e veniva creato e viene tuttora creato il santonego che è anche commercializzato come liquore digestivo. Ecco. E il fondale qui a che profondità è? Qui siamo nel canale dragato, siamo tra le briccole. Questi pali sono pali caratteristici di tutte le lagune venete, si chiamano briccole. E qui al momento siamo al centro del canale, sui 6 metri di profondità. Siamo in un momento di marea media, quindi tra la bassa e l'alta marea, ed è la zona maggiormente dragata di tutta quanta la laguna. Qui siamo nella laguna di sopra. La laguna gradese è divisa in 2 parti dalla strada che porta a Grado, in laguna di sopra e laguna di sotto. Ora stiamo andando verso Barbana. E sei verso Barbana, che è quella chiesa che vediamo laggiù. Esatto, Barbana è un santuario mariano. Al momento i frati che gestiscono il santuario sono benedettini. Qui avviene la prima domenica di luglio il cosiddetto perdono di Barbana, ovvero tutte le imbarcazioni di pescatori fanno un corteo impavesato a festa e vanno in processione al santuario di Barbana. E allora, mentre stiamo avvicinandoci al santuario, andiamo in pubblicità. Siamo ancora a Grado, il nostro tour continua, siamo al Room and Breakfast Camere al Ponte, siamo con la signora Mariangela. Buona giornata signora. Buongiorno. Eccoci qua, allora siamo venuti a trovarla perché ci deve dire, intanto è da tanti anni che voi gestite questo impianto. 1978. Nel 1978, ne sono cambiate di cose? Sì, ristorante l'abbiamo, pensione completa, abbiamo tenuto fino nel 2003. Poi nel 2000 mio marito ha preso il ristorante in centro e così dopo ho smesso di fare la cucina perché 2 ristoranti è impossibile. È un bed and breakfast che comunque è una linea che sta andando in questi anni. Sì, perché ho molti austriaci, anche amica diventata, anche della Germania ma anche italiani, un po' misto. Room and breakfast, camere al Ponte, poi chiediamo della signora Mariangela, siamo a posto. Abbiamo anche l'opportunità. Chi vuol fare metà pensione può andare anche al Canevon, nel ristorante mio, o se va a mangiare quando vuole fa il 10% di sconto.
Allora, siamo a Grado, nonostante la bandiera sia quella argentina, non confondetevi, siamo a Grado e alle Cube. Alle Cube o alle Cube? Alle Cube, alle Cube. Che vuol dire? Sarebbe l'estradina, no? En la parola gradese, no? Siamo al mare, però compare la carne. E che carne? Che carne, sì, boh. Noi quest'anno abbiamo aperto il ristorante e noi facciamo roba, carne, anche pesce, no? Quindi roba tipica nostra argentina. E dopo anche facciamo tanta tapas, tipo antipastini, così la gente si sente un po' a casa. Noi siamo aperti tutto il giorno fino a tardi notte, quindi siamo qua per voi. Qua mi sento a casa. Io mi sono innamorato di questa isola e ormai sono 16 anni che abito qua. E qua ho tutto, mi sento un gradese in più. Sono bellissime parole queste di Luis Gradese. Diamo un indirizzo o un modo per arrivare, come facciamo ad arrivare qui da te? Viale Duca L'Aosta, siamo in centro storico del Grado, a pochi metri della chiesa. 27. 27. Dopo vedrete la bandiera argentina e dopo italiana là. Senti, basta questo perché la carne è buona, le tapas sono altrettanto buone, quindi basta venire qui. Sì, dopo anche noi abbiamo sempre lo spirito giusto, quindi da noi uno viene a rilassarsi e a divertirsi. Saluto argentino. Hasta pronto. Grazie. E così ad andatura di crociera siamo qui al santuario della Madonna di Barbana, Marco. Sì, questo è il santuario della Madonna di Barbana che fa parecchi turisti e fedeli ogni anno, è uno dei monumenti caratteristici della laguna gradese. Si vede fin dal mare, fin da distante ed è un punto fermo della tradizione gradese. Qui ci arrivi solo in barca? Ci si arriva esclusivamente in barca. Poi c'è un ristorante, mi hanno detto. Sì, c'è un piccolo, grande ristorante. Del Pellegrino? Una mensa del Pellegrino, dove anticamente i frati davano da mangiare, adesso è dato in gestione a un privato che lo gestisce. Bene, e allora questo è il santuario della Madonna di Barbana, noi usciamo adesso, cambiamo rotta o cosa facciamo? No, andiamo verso i casoni, verso qualche casone e vediamo in lontananza le valli da pesca. Quindi Marco, quello che stiamo vedendo qui è il classico casone, anche se è un po' diverso dai casoni. Effettivamente è uno dei tanti casoni da pesca che anticamente conserva la forma, la struttura, la forma rettangolare. I casoni da pesca erano delle soluzioni temporanee di pescatori con il tetto in paglia e a forma quadrangolare con un focolare al centro senza finestre e con la porta rivolta ad occidente in modo da proteggersi dal vento dominante che proviene da oriente qui. C'è la bora. C'è la bora, esatto. Ovviamente adesso queste costruzioni sono diventate delle ville, alcune ville ci sono pochissimi pescatori che ancora le usano per gli scopi originali, ovvero quelli della pesca e del conservare gli strumenti, gli attrezzi da pesca. Alcuni sono diventati ristoranti, altri sono diventate vere e proprie ville come quella che stiamo vedendo qui di fronte. Quindi non hanno più ovviamente il tetto in paglia, ma in strutture molto più moderne. Bene, allora continuiamo il nostro giro, siamo sempre nella laguna di Grado. E qui dove la laguna si è allargata ci sono le valli da pesca, Marco. Sì, in questa zona ci sono le valli da pesca che sono una
struttura che potrebbe essere paragonata a una piscina. Sono attive dall'antichità, anche gli antichi romani utilizzavano questo sistema, chiudevano quelle zone lacustri con delle piccole palafitte intrecciate perché per far crescere gli avannotti. Gli avannotti fanno una monta, che allora era una monta naturale, dall'Adriatico, dove nascono nelle cosiddette tegnue, che sono degli affioramenti montani che si trovano in mezzo all'Adriatico. Tegnue perché queste rocce tenevano e strappavano le reti dei pescatori, da qui tegnue, tenute, e montavano e andavano verso la laguna per crescere, quindi venivano, si può dire, catturati in queste grandi piscine naturali fino a maturazione completa. Ecco, in questa zona qui noi non stiamo andando in una valle da pesca perché l'imbarcazione non è adatta ad andare nelle valli da pesca, perché l'imbarcazione adatta è la Batela, che è un'imbarcazione a fondo piatto che una volta era a remi o a vela e oggi va con un piccolo motore fuoribordo. Quindi nelle valli da pesca adesso non esiste più il graticcio che le chiudeva, ma sono tutte quante chiuse con delle strutture fisse. Quindi non è più possibile una monta naturale degli avannotti, che invece vengono inseriti manualmente a inizio stagione. Cosa si alleva in queste valli da pesca? Si allevano dei pesci locali che non risentono molto delle variazioni di salinità, quali le orate, quali i branzini e quali i cefali. Inoltre è fiorente una mitilicoltura di vongole, mentre per le cozze ci dobbiamo spostare su fondali più profondi nella zona di Sistiana. E allora fermiamoci ancora un attimo, pubblicità. Essendo a Grado non potevamo non venire a trovare Andrea qui al cantiere nautico di Porto San Vito. Buona giornata Andrea. Buona giornata. Allora, siamo venuti a trovarti in una splendida giornata tra l'altro. I lavori intanto come proseguono, come vanno e qual è la vostra tipologia? I lavori stanno andando avanti a pieno ritmo perché purtroppo con il problema del coronavirus siamo rimasti fermi anche noi per più di un mese e di conseguenza adesso bisogna correre per riuscire a recuperare il tempo perso. E noi di fatto lavoriamo su imbarcazioni da diporto, imbarcazioni sulle quali facciamo sia rimessaggio ordinario che rimessaggio di tipologia straordinaria, quindi nell'ordinario spaziamo dal rimessaggio invernale alle lavorazioni per quanto riguarda l'antivegetativa, i tagliando i motori, le lucidature, e poi facciamo anche una grossa fetta anche di rimessaggio straordinario, quindi lavorazioni di coperta in tech piuttosto che di coperta in tech sintetico, verniciatura. Abbiamo una cabina di verniciatura adatta appunto a tutte le esigenze e a garantirci un ottimo risultato delle lavorazioni. Noi siamo partiti qua 10 anni fa. Siamo riusciti ad aumentare notevolmente il pacchetto clienti e di conseguenza l'esigenza era quella di trovare un'altra struttura dove smistare un po' di questa clientela, e dato che qui a Grado c'era un'altra struttura disponibile, abbiamo rilevato 5 anni fa un'altra struttura che si trova sull'isola della Schiusa, che abbiamo nominato Marina Planet, laddove oltre a far cantieristica facciamo anche una parte di darsena con una quarantina di posti barca. E l'abbiamo adibita principalmente a quella che è la nautica che noi tendenzialmente chiamiamo piccola, ovvero dai 4-5 metri fino ai 10 metri. Di qua invece facciamo imbarcazioni dai 9 metri fino ai 20 metri. Abbiamo voluto suddividere questa tipologia perché le esigenze della nautica sono diverse, i periodi di rimessaggio invernale sono diversi e pertanto così riusciamo ad organizzarci meglio senza dover poi fare spostamenti e quant'altro. Il lavoro non manca, adesso prepareremo ovviamente la stagione prossima, incrociando le dita che non sia più caratterizzata da questo Covid-19 che in effetti sì, ha complicato notevolmente le cose. Sì. Grazie. Grazie a lei.
E in chiusura della nostra passeggiata, del nostro tour qui a Grado, non potevamo che fermarci al Doge perché, signor Tiziano, siamo qui, siamo venuti a trovarla perché A me fa piacere. un locale storico, quindi Sì. da quanti anni? Ma Da questo, sempre. questo esiste da una cinquantina d'anni. Più qualche anno meno, ma siamo lì. E quali sono Ma noi le specialità? Noi principalmente lavoriamo col pesce, io essendo figlio di pescatori ho anche dei prodotti un po' particolari come possono essere i canolicchi freschi, le seppie fresche. Mi hanno detto le seppie con la polenta che sono una cosa... Le seppie con la polenta. Qui a Grado questi sono dei must, cioè tutta la qualità dei boretti va per la maggiore, dalle capelunghe, le seppie, i sardoni, il boretto misto, è un piatto tradizionale di Grado. Il boretto è il piatto tradizionale di Grado, no? Di Grado, ha una storia, oserei dire, di secoli. Che muta da ristorante a ristorante oppure sì, c'è... perché cambiando anche le generazioni Cambiano. qualcuno può aggiungere o togliere dei prodotti per farlo più o meno pepato, più o meno saporito, più o meno legato, queste cose qui potremmo perdere un'ora per parlare di su questi tipi di prodotti. No, invece perdiamo due secondi, diciamo, pepato, come Sì. questo post-Covid, come sta andando? Come ora ci mancano tutti i paesi dell'Est, abbiamo un buon rapporto con l'Ungheria, abbiamo un buon rapporto con i paesi dell'Est, ci manca la Svezia, ci manca l'Olanda, ci manca la Germania. L'austriaco per noi è fondamentale. Dovremmo fare un monumento alla clientela austriaca, Sì. Lo dico sempre, io a Grado, primo perché l'austriaco all'inizio di marzo, qualche giornata bella, comincia già a venire giù, poi perché sono anche proprietari di appartamenti, di barche, e quindi vengono giù a vedere le loro proprietà, ad aprire, a mettere a posto, pulire, eccetera. Bene, basta con le tristezze perché la stagione, insomma, vogliamo rasserenarla un pochino, no? Certamente sì, io dico anche nel mio menù che c'è in Viale che la vita ha solo 3 piaceri: una buona bottiglia, un buon pranzo, una bella donna, tutto il resto sono solo problemi. Allora Marco, come dicevamo prima, la laguna di Grado è divisa in 2 parti, da una parte ci siamo appena stati, adesso andiamo dall'altra parte passando sotto questo ponte, che tra l'altro è un ponte girevole per chi arriva a Grado, giusto? Esatto, questo è il ponte girevole che permette l'ingresso in laguna a barche con alberatura, viene aperto poche volte l'anno, è stato aperto recentemente proprio per il perdono di Barbana, quindi noi ci passiamo sotto e andiamo nella cosiddetta laguna di sotto. Allora, laguna di sotto, ci passiamo sotto, scusate il gioco di parole, ed ecco qui il ponte girevole che lo vediamo proprio da vicino a questo punto, la propria struttura, mentre il delfino verde in lontananza si avvia per portare i turisti appunto in giro per Grado. Stiamo vedendo ancora la laguna che si è allargata, si è aperta e stiamo andando verso questo canale che ci porta ad Aquileia. Ci porta ad Aquileia, sì. Aquileia, come tutti sanno, dovrebbero sapere, è stato un porto fluviale importantissimo, è una città romana. Prima della fondazione di Venezia era il porto fluviale principe per i commerci con il nord Europa, e Grado è stato il castrum di protezione ai commerci della città di Aquileia. Oggi ad Aquileia ci sono tantissime rovine e ha una grande storia ed è un posto assolutamente da visitare, insieme a Grado ovviamente. Il nostro viaggio, la nostra passeggiata a Grado ci porta a fermarci qui da Teo al Seti Caffè. Buona giornata, buona serata intanto. Buonasera, salve. No, sta andando molto bene, meglio delle aspettative, questo è sicuro. Sei conosciuto proprio per il fatto che tu vuoi provare queste cose, questi Sì, cocktail? sono conosciuto perché a me piace molto testare prodotti diversi dal solito usando prodotti freschi come
frutta fresca spremuta sul momento. Arancia, pompelmi, melograni. Che cosa proponi se ci fermiamo qui? Cosa ci proponi di buono? L'aperitivo che stiamo facendo quest'anno va molto è il Vin Fizz. Il Vin Fizz? Che è come il Gin Fizz, solo però che anzi sostituito dal vino? col vino fermo, bianco o rosso. Hai capito. Quindi è un'alternativa al solito spritz in pratica. Infatti è nato perché un paio di sere fa una cliente mi ha chiesto un cocktail che sembri uno spritz. E così le ho fatto questo Vin Fizz ed è molto buono. Ragazzi, venite da Teo, Seti Caffè, qui a Grado, trovate tutto quello che desiderate, tutto quello che volete. Anche il gin elastice. Il gin elastice. Il gin elastice. Ragazzi, vabbè, andiamo, alla prossima io arrivo, Grazie per essere qui nella nostra azienda, siamo qui da 13 anni e speriamo di continuare altrettanti. Abbiamo fatto una battuta prima, diciamo che il mare non l'hanno gettato adesso, c'è sempre e questo è lo splendido colpo di vista che uno ha venendo qui da voi. Sì. Il mare Adriatico, Golfo di Trieste, specificatamente Costa Azzurra, la spiaggia vecchia come la chiamiamo noi gradesi. Il mare qui è molto pulito. Si può fare il bagno direttamente dagli scogli facendo attenzione oppure andando in spiaggia. La nostra vista è panoramica, bellissima, direttamente sul tramonto. Gusta del pesce locale, branzini, orate, quello che offre la stagione, no? Stagione delle seppie, abbiamo le seppie, le canocce, adesso insomma trova dei bellissimi branzini, orate, astici, tutto quello. La specialità di Grado è il nostro boretto. Sì, si può fare con tutto il pesce, noi lo serviamo misto oppure a richiesta, possiamo farlo solo di rombo, cerchiamo di trovare il rombo anche locale, di cefalo tragano è molto molto buono, gustoso. Quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta, sì. E qui abbiamo una bella serie di bottiglie, ma dei vini pregiati anche. Sì, io sono Eleonora, mi occupo prevalentemente per la ristorazione e la cantina. Noi, essendo un'azienda a conduzione familiare, comunque siamo molto legati al nostro territorio, di conseguenza abbiamo scelto cantine del nostro territorio. Non dico, mi ha anticipato perché stavo per chiedere cosa va meglio con il boretto. Beh, tutti e tre? Tutti e tre assolutamente, sì, perché sono vini autoctoni, belli secchi, freschi, ovviamente di annata e sgrassano questo nostro piatto molto molto tipico. Stiamo chiudendo la nostra gita in barca a Grado attraverso la laguna, abbiamo visto le due parti della laguna, qui stiamo vedendo adesso, Marco, questa striscia di terra che ha un nome suo, mi pare, no? Sì, questa qui è il famoso, per i gradesi, Banco d'Orio, è una lingua sabbiosa che chiude la laguna di sotto e che è praticamente nei periodi in cui è consentito, molto frequentata dai gradesi come spiaggia libera. Nei periodi in cui è consentito perché su questa spiaggia nidificano i gabbiani e quindi nel periodo della nidificazione è vietato anche avvicinarsi e scendere a terra. Meglio star lontani, insomma, da esatto. questi gabbiani. Bene, esatto. Allora, noi intanto ti ringraziamo per averci fatto conoscere Grado, diciamo, dal mare, perché abbiamo anche certificato, riprendendo appunto la splendida cittadina proprio dall'acqua del suo mare. Chissà, ci rivediamo la prossima stagione con altre possibilità di visitare questi splendidi luoghi. Ti ringraziamo e ti diamo appuntamento ai prossimi nostri spazi informativi che faremo, d'accordo? Grazie a voi di essere venuti a Grado e di averci dato l'opportunità di far conoscere questa splendida cittadina. Allora noi, per chiudere, rientriamo in porto e da lì naturalmente la nostra programmazione continuerà. Buona giornata e buone vacanze a tutti voi!